Doppia e violenta aggressione, una al giorno e ai danni dello stesso ristoratore, nelle cui colluttazioni a finire in ospedale con mezzo viso tumefatto per le cure del caso questo secondo ristoratore di origine cinese intervenuto in soccorso del primo. È accaduto nel weekend appena trascorso a Mestre, in via Piave, quando, prima sabato e poi domenica, sempre nel pomeriggio, Ernesto Rosapepe è stato barbaramente aggredito e preso a pugni e sberle in faccia nel suo locale nel corso di una rapina impropria e di molestie alle clienti sedute al bar. Due distinti episodi con protagonisti, due differenti extracomunitari di origine africana, poi fuggiti, uno dei quali è stato però fotografato dai passanti. Eccolo. Il racconto di quei momenti di follia narrati in prima persona dall'aggredito mentre ripercorre gli istanti della rapina. E prende la cassetta del Covid-19 che raccogliamo questi spiccioli che vanno per i bambini poveri o non so per chi. Comunque lui la prende, io mi alzo subito, ero seduto proprio davanti a lui, mi alzo e lo blocco. E gli cade la cassetta per terra, mi tira uno schiaffo e scappa. Sabato l'aggressione più violenta. Lui entra, va direttamente da questa ragazza turista che stava mangiando più o meno 20 anni e la tocca alle spalle e gli dice dammi dei soldi. A quel punto intervengo subito. Intervenendo lo spintono un po' per allontanarlo dalla ragazza, lui mi dà il primo pugno in faccia e dico va bene, siccome non mi ha fatto male, dico guarda va bene, ti ho toccato, però adesso vai fuori. E siamo là. Lui fa finta di andare fuori, si rigira di scatto e me ne dà un altro. Testimone di una delle aggressioni del weekend anche Giampaolo Conte, amministratore della pagina Facebook Eroe del quartiere Piave, in cui denuncia costantemente gli episodi criminali dell'area in cui vive. La sua proposta sulla sicurezza. Qui in via Piave, polizia, carabinieri, soprattutto anche i carabinieri circolano continuamente, la polizia locale, la guardia di finanza. Ma non basta. Probabilmente non basta, qui ci vorrà forse un presidio fisso.